Buongiorno a tutti amici. 10:20, ce la siamo presa un po' più con calma. Mi sono svegliato e avevo le ginocchia a pezzi, ma adesso a furia di muovermi e di stare in piedi praticamente sono già quasi guarite. Ma mi sono svegliato che non riuscivo a stare in piedi. Buongiorno anche a Rick. Anche da me. Abbiamo riordinato tutto e stiamo scendendo dalle montagne. Stiamo andando a visitare una grotta di sale, si chiama così. Ah, bello. A 2 ore da qui. Mentre scendiamo riempiamo dell'acqua buona perché ci sono delle fontane. Abbiamo da fare un bel po' di chilometri. Siete pronti? Si scende dai monti e troveremo anche caldo giù, però poi magari ci risaliremo da qualche altra parte perché questo periodo dell'anno le temperature sono davvero elevate. Siamo a 2000 di quota e ci sono fuori, segna 18 gradi, vabbè, ho il camper acceso, quindi il calore del motore influisce, però magari ce n'è 16 e quindi c'è caldo anche qui. Beh, dato che ci siamo e dato che c'è l'acqua buona, ce la riempiamo. Ci riempiamo il bidone da 10 litri. Intanto stiamo ripassando da qui per scendere, se no avrei dovuto fare un giro di tutte le montagne, scendere dall'altra parte, fare tutto un giro ed era lunghissimo. Lasciamo queste montagne, lasciamo temporaneamente i Balcani, perché i Balcani arrivano sino in Slovenia o addirittura più su, perciò li ritroveremo ovunque. Ragazzi, ci siamo fermati per controllare il gas perché stanotte non funzionava neanche il riscaldamento, anzi non funzionano tutti e due, quindi mi sono fermato e appena mi sono fermato si sono fermati anche Alfonso, Marina, Carla e Francesco. Si sono fermati perché ci conoscono, ci seguono nel canale e ci stiamo facendo due chiacchiere. Grazie per esservi fermati a salutarci e ci vediamo in giro. e ci vediamo in giro. Buon proseguimento Anche di a voi, viaggio. anche a voi. Loro stanno rientrando a casa, noi tra un po'. Noi Con molta calma voi. Noi tra un po'. Sì, con un po' di Grazie, calma. ciao ragazzi. Ciao. 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 Mezzogiorno e 42, 2 ore per scendere dalle montagne. Si sente temperature altissime qua giù, c'è caldissimo. Dobbiamo cercare adesso un'area sosta per scaricare e caricare e poi troviamo anche un posto per pranzare. 2 ore e mezzo per scendere dalle montagne, siamo arrivati in una città dove c'è un Decathlon, credo. Dobbiamo ricomprare il cappello a dado perché l'ha lasciato in montagna, 2 uscite e un cappello perso. Qualche settimana fa invece ha lasciato anche gli occhiali da qualche parte, persi anche quelli. Bisogna che stia un po' più attento. Bisogna che stai un po' più attento, vero? E dopo aver ricomprato il cappello di dado, che come vi ho detto alla seconda uscita l'ha lasciato in montagna, adesso stiamo cercando una pizzeria perché è tardi e non ne abbiamo voglia di metterci a cucinare, a sparecchiare, apparecchiare, lavare i piatti. A 6 minuti, si chiama Teius, ci dovrebbe essere una pizzeria, ce l'ha detto un signore. Allora ragazzi, è andata così, la pizzeria saltata perché apriva dalle 5, quindi il signore ci ha consigliato una pizzeria ma era chiusa, quindi stava facendo sempre più tardi. Abbiamo parcheggiato in un distributore, fatto gasolio, Rita nel frattempo ha preparato il pranzo, abbiamo mangiato al volo qualcosa. Adesso stiamo andando a vedere queste miniere di sale, una grotta di sale gigantesca. Mancano 36 minuti. Siamo finalmente arrivati a Turda, dove ci sono queste miniere di sale.
Saline di Turda. Vi aggiorniamo sulle temperature. Siamo scesi dalle montagne con una decina di gradi, 15, 6 di mattina. Oggi ce n'è 40 tutto il giorno qua giù. Non è possibile. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo fatto i biglietti. Siamo dappertutto. Non sappiamo neanche quanto abbiamo pagato. Noi paghiamo, ma non lo sappiamo. Ci hanno appena avvisato che sotto ci sono 10-11 gradi e noi siamo in magliettina, ritta nuda, in canottierina trasparente. Adesso ci congeliamo sotto. Passiamo da 40 a 11 ed è il colpo definitivo. Non ho i muscoli, quindi non posso sentire il freddo. Ogni tanto finiamo veramente in posti strani e questo è veramente un posto strano. Mai visto niente del genere in vita mia. Questo è tutto fatto di sale. Ma dove siamo finiti? In un altro mondo. C'è addirittura la ruota panoramica dentro questa miniera di sale. È veramente enorme. È veramente enorme tutto. Guardate. "13 piani per risalire, c'è una fila di 40 persone e vanno 7 alla volta. Quindi o aspettiamo o ci facciamo 13 piani a piedi. Io ho le ginocchia ancora distrutte da ieri, ma comunque sono migliorate. Sotto c'è addirittura un lago e hanno costruito queste piattaforme e fanno fare il giro con le barchette di questa piattaforma, tutto il giro. Questo è quello che ho filmato prima, quello di cui ho parlato prima. Vedete le barchette e il lago. Cioè, che posto assurdo, mai visto niente del genere in vita mia. No, posto assurdo veramente. Posto assurdo quanto terrificante. Adesso risaliamo e ci manca un corridoio che non abbiamo visitato. Appena, ti ricordi, appena siamo arrivati? Sì. Siamo scesi giù Sì, non siamo andati dritti. e adesso andiamo. Pensa il sale che hanno estratto per vuotarla così. Pazzesco, guardate cosa tutto c'è. Dai il sale come corrode tutto il ferro. Davide, guarda, queste erano putrelle. Guardate amici, putrelle corrose totalmente dal sale. Pazzesco. Ma non si corrode, cioè rimane sempre così. Gocciola, 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 ma non si corrode, Rita. Bellissimo. Miniera impressionante, guardate, lunga 1 chilometro con varie corridoi, stanze, 780 e 105, sono 900 metri, si entra da due parti, c'è questo corridoio che non finisce più e poi scavata per 13 piani come avete visto prima. Ne avranno estratto di sale da questo posto, Madonna quanto, pazzesco. Questi sono i picconi di un tempo, assurdo. Così lo prendevano il sale. A petto nudo, ci sono 10 gradi sotto.
Beh, in qualche modo ragazzi vi abbiamo fatto vedere anche le miniere di sale di Turda. Mai visto niente di simile in vita mia, quindi spero che vi sia piaciuto. Ovviamente dal vivo erano molto belle, molto buie, quindi non lo so se avete apprezzato. Adesso a 1:36 verso est. Noi stavamo andando verso ovest, ma cambiamo tutto, non c'è problema. Comunque 1:36 c'è Sighishoara, una bellissima cittadina da visitare, da non perdere. Rimane un'ora per arrivare a Sighishoara, ma ci fermiamo qui, basta. Parcheggiamo qua e dormiamo, doccia e tutto il resto. Finalmente ci siamo fermati, abbiamo chiuso tutto, ci siamo accesi il clima, ci siamo fatti 2 docce, io e Dado, e Rita ha preparato qualcosa e per oggi stop ragazzi. Tanta guida, tanto caldo, siamo scesi dai monti, abbiamo patito parecchio. Visitiamo una bella città in questi giorni, ve la facciamo vedere e poi torniamo in mezzo ai monti. Non è possibile stare a 35 gradi. Broccoli, pomodori, mozzarella, 2 fettine di pollo e basta. E basta. Ci vediamo domani mattina ragazzi. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici, 11:04 del mattino. Se ci svegliamo alle 7:30 potete presto fare un conto e capire cosa tutto possiamo aver fatto. Sono trascorse 3 ore e mezzo da quando ci siamo svegliati e abbiamo lavorato, pulito, Davide ha fatto i compiti perché ha i compiti per le vacanze, abbiamo fatto tante cose. Adesso ci stiamo dirigendo, cioè ci stavamo già dirigendo da ieri a Sighishoara, però adesso mancano 41 minuti, ok? 42 km, un bel camping con piscina per poter lasciare il camper al sicuro e visitare la città. C'è anche la Rita dietro, buongiorno. Buongiorno. Noi stavamo andando al nord, ma Sighishoara è una città molto carina, quindi non possiamo perderla. E allora siamo riscesi leggermente a sud, vabbè, ma di un'oretta non ci cambia niente. E poi risaliremo di nuovo a nord, andremo al confine con l'Ucraina, proprio al confine c'è un parco naturale, e poi invece andremo a ovest verso l'Ungheria e poi non si sa, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, vedremo, non si sa. Per il momento visitiamo e vi facciamo vedere questa bella città perché è proprio bella, dalle foto è bellissima, e poi si vedrà, come ho detto prima. In questa zona della Romania abbiamo notato che le donne sono vestite proprio nei loro classici e tipici abiti tradizionali, con, avete presente la gonna, il fazzoletto in testa, che avrete sempre visto anche voi. Tutte, le ragazzine, tutti. Bello, mi piace. Ragazzi, nel frattempo abbiamo trovato una signora con un banchetto che vende prodotti della sua terra. I pomodori di campo devono essere fantastici. Ragazzi, il pezzo forte è la treccia di cipolle, Rita. La treccia di cipolle. Ci stavamo pisciando dalle Togli, corri, togli. Cipolle le devi Corri, comprare. No, ne ho una busta di cipolle enorme. Mamma mia. Quindi non devo scendere. No. Speso 16 euro, 82 lei. Abbiamo comprato diverse buste di prodotti qui della terra. Hanno i campi dietro casa. Devono essere tutte cose ottime. 4 minuti al camping, siamo arrivati a Sighishoara. Adesso Davide ci dice 2 notizie riguardo a questa città. Sighishoara, città
medievale della Romania è sito UNESCO. Si prepara per il suo festival medievale che si terrà nell'ultimo weekend di luglio. Questo evento attira molti turisti desiderosi di immergersi nell'atmosfera medievale tra musica, balli e costumi d'epoca. La città è nota per la sua cittadella ben conservata, le torri storiche e la casa natale di Vlad l'Impalatore, figura storica che ha ispirato il personaggio di Dracula. Vado a chiedere 2 info qui alla reception, vediamo dove dobbiamo parcheggiare. Camping con piscina, ristoranti, forse intorno ai 30-35 euro al giorno, dopo chiediamo. Questo è il parcheggio su Prato con la corrente, ci accendiamo il clima, quindi è così. Ragazzi, lavori importanti, questi sono proprio lavoroni, se volete venire a aiutarmi un giorno. Credo proprio che non ti aiuterebbe nessuno. No, Salva. Devo scendere, Rita, vero? Sì, un pochino sì. Così? Più scendo Sì. meglio avere il camper. Tendalino e il camper posizionati, abbiamo anche pagato, si paga caro, 45 euro a notte con corrente, piscina, carico e scarico. Vabbè, già che c'è la piscina 45 va bene. Adesso pranziamo e poi ci godiamo la piscina tutto il giorno, tutta la sera. Domani visitiamo la città, credo. Entra, dai, chiudi. Sabato. Chiudi. Domenica sarà strapieno uguale, però domenica usciamo. Però si sta bene qua già? Ci rilassiamo, qua sicuramente non c'è nessuno. Qua si sta bene adesso, Benissimo, sì. A pranzo? Salmone. Salmone, pasta con pesto e tonno. Va bene. Siccome è aperto questo camping a tutti, credo che venga anche gente, che ne so, del paese, paga ed entra in piscina. Quindi c'erano 400 persone. Pasta, tonno e pesto rosso. Sì. Vino bianco ghiacciato, guardate come suda la bottiglia. E di secondo salmone. Ragazzi, 4:30 del pomeriggio, ci siamo riposati, abbiamo fatto passare il primo calore delle 2, anche se ci sono ancora 35 gradi. E adesso andiamo a farci un bagno in piscina. C'è un po' di gente in piscina, ma fate entrare in piscina, date. Fate entrare in piscina. Non credo, senza calpestare qualcuno no. C'è la gente che c'è. In piscina c'è uno uguale a Roger Federer. C'è qua, una c'è lì. No, vabbè, magari qua dietro ce n'è libere. Ve l'ho spiegato il motivo, perché fanno entrare tutti dalla città, cioè essendo una città in collina a 2000 km dal mare, le persone magari sfruttano una piscina così, quindi vengono, pagano la signora, la proprietaria e trascorrono una giornata qua in piscina, come per noi andare al mare. Bagnetto, Dado? Vamos? Beh, andiamo a farci un bagno al ristoratore. 6:30 della sera, ci siamo goduti un pochettino la piscina, adesso stiamo andando a vedere la zona barbecue. Un signore mi ha detto che c'è qua dietro zona barbecue e docce. Qui dietro, ah, guarda che bello. Qua dietro, andiamo, vediamo. Qua. Vedi? Barbecue. Zona barbecue carina. Non mi ricordo se ho filmato mentre stavamo andando, forse non vi ho fatto vedere. Comunque un barbecue muratura, solo che è lontano poi dal camper, dovresti portarti tutto in camper. Sarebbe bello poter accendere il mio dove siamo. 34 gradi fuori, 29 dentro. Una bella differenza, così sì che si sta bene. Poi questi 29 forse non sono neanche 29, non lo so perché, ma sta benissimo, c'è quasi freddo, quindi non credo siano 29 gradi. Bello, tutto chiuso, clima sempre acceso, noi in piscina quando rientri c'è un fresco assurdo. Comunque Rita si allena e io mi metto a lavorare un po', poi non lo so se riusciamo a fare un barbecue qua fuori, vediamo. Dopo un po' di piscina, dopo l'allenamento di Rita, un po' di buon cibo, cipolle. Caspita, no, questi sono peperoni. Questi sono peperoni che ho comprato stamattina. Sì, pensavo stessi facendo anche un po' di cipolle che ho comprato stamattina. Non ho tempo, volevo fare anche le melanzane, sono già le 9. Poi fusi di pollo con patate. E poi abbiamo pomodori di campo, quindi che cena che ci sta preparando Rita.
Niente, sempre clima acceso, tranquilli dentro, al fresco. Non ho arrostito perché non lo so se si possa arrostire qua, perché c'è il barbecue di là ed è probabile che si debba fare solo di là. Però domani vediamo, perché ho delle belle bistecche che ho comprato e sono da fare per forza alla griglia. Apparecchiamo e poi mangiamo. Questa è la cenetta che ci ha preparato Rita. Guardate che buoni questi cosciotti di pollo con le patate. Ma non solo, perché abbiamo anche i peperoni grigliati. Questi tutti di campo, comprati stamattina. Tutti prodotti che coltivano dietro casa. Poi abbiamo una bottiglia di vino di proprietà e poi abbiamo pomodori di campo. Grazie per la cena, Rita. Prego, non c'è di che, un piacere. Ti auguro un buon fine serata. Grazie, altrettanto. Ciao. Ciao. A domani ragazzi per visitare Sighi Shoara, patrimonio dell'UNESCO. Ciao a tutti, buonanotte.